preso questa telefonata da sto maresciallo, mi ha detto che mio figlio aveva avuto un incidente, che ha preso sotto una donna con sua figlia, assistisse pedonali, che era in stato di ferma e mamma e figlia in ospedale. Poi mi ha chiesto 8.500 euro per non farlo andare in tribunale. Non ci ho pensato un attimo. Il maresciallo dei carabinieri ha detto adesso arriva l'avvocato. Tutto in 20 minuti. Erano le 13:30 di ieri quando Gianpietro Geron, 78 anni, ha ricevuto la telefonata del truffatore. Un finto maresciallo che era riuscito a convincerlo ad attendere il suo complice, un sedicente avvocato. Vittime che una volta cadute nella trappola non vengono mai mollate. Sentite Gianpietro. Mi ha telefonato per prendere l'oro e poi mi ha telefonato, è venuto a casa mia, poi mi ha telefonato ma l'oro è sicuro che sia tutto oro? Penso di sì. Sono 200 grammi, non lo so, perché io non sapevo neanche averli. Quanto sono? Gli anelli di mia moglie che è morta ancora 3 anni fa. Per tutto il tempo della truffa l'organizzazione aveva tenuto occupati 2 telefoni dell'anziano, quello di casa e anche il cellulare, persone senza scrupoli che non si fermano davanti a niente. Ad attendere il finto avvocato in stazione, un 18enne napoletano incensurato, c'era però la polizia che stava indagando dopo la segnalazione di 3 tentate truffe d'anziani avvenute in poche ore in città. A commettere trasfertisti che arrivano a Padova in treno, di cui ormai conoscono le mosse. Il 18enne è stato trovato in possesso di quanto sottratto all'anziano, 3.500 euro in contanti e gioielli, ed è stato arrestato. Dalla polizia arriva un invito. Nessun carabiniere, poliziotto, avvocato che sia è legittimato a ritirare denaro e peggio ancora oggetti in oro per pagare una cauzione a fine di liberare una persona che è in stato di arresto. Un po' angeli custodi per Gianpietro, i 2 poliziotti che ieri gli hanno comunicato che era tutta una truffa. L'hanno fatto incontrare con il figlio che stava bene, gli hanno restituito tutto. Da Gianpietro un consiglio. Io sono ancora messo mai, ma insomma qualcosa mi arrangio. Cioè, quelli più anziani di me devono stare tanto attenti al giorno d'oggi. Quando sono uno il campanello di non aprire, ma io non rinnovavo e guardo prima a guardare chi sono. Sono magari a volte quelli del telefono, io non apro nessuno. Cioè, questo l'ho aperto, poi metto, è l'avvocato, sto maresciallo, è l'avvocato che suona il campanello, faccia entrare, cosa devo fare? Cioè, io ci ho creduto all'incidente.